5 condanne, una all'ergastolo, 3 a 30 anni ed una a 8, con beneficio accordato ai pentiti, 3 assoluzioni da ogni accusa. Questa è la sentenza emessa a Palermo dal GUP Vittorio Nania, che ha celebrato il processo con rito abbreviato a carico di imputati accusati a vario titolo di una serie impressionante di delitti, 11 per la precisione, commessi nella provincia agrigentina negli anni 90. Ergastolo per Salvatore Fragapane, ritenuto mandante di diversi omicidi. 30 anni a Giovanni Pollari per l'uccisione di Ignazio Panepinto. Per lo stesso omicidio sono stati inflitti 8 anni a Luigi Putrone, che comunque ha beneficiato della particolare legislazione dei pentiti. Gli assolti sono Giuseppe Fanara, Mario Capizzi e Giuseppe Renna, assolto anche Giulio Albanese per prescrizione. Con la requisitoria il PM della DDA, Emanuele Ravaglioli, aveva chiesto 8 condanne, di cui 4 all'ergastolo e un proscioglimento per prescrizione. Tra i delitti contestati dalla DDA, quelli di Giovanni Panarisi e Giuseppe Randisi, avvenuto il 27 gennaio del 1981, Filippo Panarisi, avvenuto il 14 dicembre del 1986, Vincenzo Zambito, l'8 febbraio del 90, Amedeo Gentile, il 9 gennaio del 91, Giuseppe Barba, il 3 ottobre del 91 e Luigi Collura, il 23 ottobre sempre dello stesso anno. Fragapane, capo indiscusso di Cosa Nostra, è stato condannato a pagare una provvisionale di 50.000 euro ai familiari di Giuseppe Randisi e Amedeo Gentile. Putrone dovrà versare 50.000 euro invece ai familiari di Salvatore Greco.